Gaza diventa una colonia degli USA. Trump ha annunciato la formazione di un consiglio internazionale per Gaza sotto la sua guida, con nomi che parlano da soli: Mark Rubio, Jared Kushner e Tony Blair. Il tutto venduto come un piano per ricostruire la striscia dopo anni di devastazione. Ma fermiamoci un secondo. Tony Blair è il principale artefice politico della guerra in Iraq, la cui eredità di sangue è nota. Kushner è volto noto dell'establishment sionista e torna in scena con ruoli chiave nel processo di pace, mentre a Gaza si muore ancora. Il meccanismo prevede che solo i paesi che versano $1 miliardo ottengano un ruolo permanente. I soldi, insomma, contano più delle vite umane. Un consiglio dominato da figure dell'Occidente che non rappresenta in alcun modo i palestinesi. Gaza viene così trasformata in un laboratorio degli interessi globali. Ora sappiamo cosa intendono per pace: colonialismo, soldi, potere.